Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Catania, operazione interforze contro l'illegalità e l'abusivismo a San Berillo Vecchio, smantellati bazar improvvisati e baracche abusive, decine le persone identificate. Picchiato a Messina il comandante della Polizia Metropolitana durante un controllo ad ambulanti abusivi. Le forze dell'ordine a caccia degli aggressori, il sindaco Basile, gesto incomprensibile. Gela si trasforma in un crocevia per il traffico e lo smercio degli stupefacenti nella provincia di Siena. Le deduzioni investigative a seguito dell'operazione antidroga che ha portato ai 10 arresti di Riesi. Emergenza abitativa a Catania, oggi il presidio per chiedere una casa popolare da parte delle famiglie che hanno occupato uno stabile e vivono senza acqua e luce da 8 anni. È un ottobre anomalo in Sicilia, caldo, mare e rischio incendi. Mentre la gente continua a frequentare le spiagge, monta la preoccupazione per lo scirocco che potrebbe diventare alleato dei piromani. Gli chef stellati di Sicilia arricchiscono con nuove creazioni la fama già consolidata della regione. Piace e conquista la nuova cucina gourmet. Calcio, domani sera trasferta lucana per il Messina sul campo del Picerno. Domenica il Catania torna al Massimino per la sfida con il Taranto. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale partendo da Catania e mostrandovi le immagini di un'operazione interforze contro l'illegalità e l'abusivismo nel quartiere di San Berillo Vecchio. Smantellati bazar, baracche abusive e tante decine le persone identificate. Sul posto anche il sindaco della città Trantino, mentre tirano un sospiro di sollievo i residenti. Sentiamo Tonino De Mana. Sono in corso attività di sbaraccamento mentre sulle nostre destre gira un elicottero che coordina e controlla l'attività dall'alto. L'hanno ribattezzata operazione ad alto impatto per sottolineare la finalità dell'azione: liberare San Berillo Vecchio dall'illegalità diffusa e dall'abusivismo. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine ed operai della nettezza urbana hanno prima circondato e poi sgomberato le vie Buda, Carro, Pistone e delle Finanze, accampamenti abusivi con rifiuti di ogni genere, servizi igienici all'aria aperta, cucine strada, animali, tendopoli e bazar improvvisati dove spaccio di droga e prostituzione sono all'ordine del giorno. Decine le persone identificate e numerose le perquisizioni effettuate tra le viuzze dello storico quartiere. Sul posto di buon mattino anche il sindaco Trantino che ha seguito in prima persona tutte le fasi dello sbaraccamento. Questo è solo l'inizio, desidererei che si proseguisse e peraltro faccio anche presente che ci troviamo in un punto nevralgico in questo momento, via Carro fra via delle Finanze, via Buda e via Reggio e via Pistone. Tutta questa zona, tutto questo pentagono sarà interessato da interventi di riqualificazione che spero partano a breve nell'ambito dei piani integrati. Ripristino della legalità ed operazione Decoro che da tempo sollecitava il comitato residenti di Corso Sicilia. C'è stato un evidente cambio di passo rispetto all'amministrazione precedente. Noi siamo quindi col sindaco ma anche con tutti gli altri amministratori che dimostreranno la buona volontà di fare qualcosa per la City catanese. L'intervento rientra nell'ambito delle direttive del Ministero dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E proprio ieri si era tenuta una seduta del Consiglio Comunale sul tema della sicurezza, dove lo stesso Trantino aveva annunciato di essere sulla strada giusta. Il blitz di oggi è la conferma. E c'è purtroppo stato un grave episodio questa mattina contro un autista dell'azienda metropolitana dei trasporti di Catania impegnato nel turno di servizio della linea 628. Secondo quanto ricostruito dai presenti, durante il percorso in via Bolano uno scooter viaggiava contromano rispetto al mezzo AMTS. L'autista con il clacson lo ha segnalato e il guidatore, sentendosi rimproverato, ha inseguito il bus fino al parcheggio capolinea di Nesima, vicino
avvicinato, l'autista lo ha minacciato di morte con una pistola e poi è fuggito, esplodendo un colpo verso l'alto. Nel piazzale è intervenuta la polizia, allertata dai colleghi del conducente, visibilmente scossi. E avete visto fatti accaduti a Catania. Ci rivolgiamo a questo punto ai nostri telespettatori, perché se avete interrogativi, proposte ma anche proteste da fare arrivare proprio all'amministrazione della città etnea, c'è uno spazio dedicato a voi che partirà domani alle 14:30. Infatti da domani ogni venerdì Sicilia 24 Focus su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco di Catania Trantino, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Le trasmissioni, i nostri focus saranno condotte dal nostro direttore Michele Cucuzza. Potrete inviare le vostre email a sicilia24focus@telecolor.it. Il sindaco vi risponderà. Primo appuntamento, lo ribadiamo, domani alle 14:30. Adesso invece andiamo a Messina, dove vi raccontiamo di un altro fatto di violenza accaduto, questa volta al comandante della Polizia Metropolitana e vice Polizia Municipale della città. Tutto questo solo per un controllo sugli ambulanti abusivi. Le forze dell'ordine stanno cercando gli autori di questo pestaggio, appunto avvenuto nei confronti del comandante Francesco Triolo. E caccia all'uomo a Messina, dove si cercano gli autori del pestaggio avvenuto questa mattina ai danni del commissario Giovanni Giardina, comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia Municipale, che stava effettuando un controllo nell'ambito dei servizi contro l'ambulantato selvaggio, uno dei tanti che fa ogni giorno con gli uomini della sezione Annona. Oggi però in via La Farina la situazione è degenerata, con due commercianti ambulanti che hanno aggredito il commissario picchiandolo, probabilmente anche con l'utilizzo di un arnese, e facendolo cadere per terra. I due sono immediatamente fuggiti e gli agenti della sezione volanti della polizia, chiamati dalla polizia municipale, sono già sulle tracce dei responsabili. Il commissario Giardina invece è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte in codice giallo. Subito è scattata la solidarietà del sindaco Federico Basile, che ha sottolineato come nessuna giustificazione plausibile di fronte a toni minacciosi ed a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza. Non riesco a comprendere, lo dico non da sindaco ma lo dico da cittadino, come sia possibile aggredire il comandante della polizia provinciale che sta facendo il suo lavoro per controllare che cosa è il rispetto delle leggi. Basile ha manifestato a nome suo e dell'amministrazione l'apprezzamento al comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione, l'elevata capacità, per la massima disponibilità e l'encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione, serietà e senso del dovere. Solidarietà anche dalla CISL Messina, che ha sottolineato come Giardina si sia sempre distinto per la sua battaglia per la legalità, insieme a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative, ha detto il segretario generale Antonina Librandi. Adesso torniamo a Catania, dove è stato scoperto un panificio degli orrori a San Cristoforo. Il luogo veniva utilizzato anche come base operativa per lo spaccio della droga. Restati il titolare e un dipendente, Tonino De Mana. Dallo spaccio di droga ad un via vai di blatte sui banconi, sugli scaffali, nei frigoriferi, dove era conservato cibo in pessimo stato, ma che comunque veniva venduto ad ignari clienti. Un panificio degli orrori è stato scoperto dai carabinieri di Catania in via Plebiscito, nel quartiere di San Cristoforo. Dopo una serie di segnalazioni ed appostamenti, i militari della squadra Lupi hanno scoperto come in realtà quel panificio fosse di fatto la base operativa per lo smercio di droga. 2 persone finite in manette, un 46enne ed un 34enne, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. Il 46enne, titolare dell'attività, alla vista dei militari entrati per una perquisizione, ha manifestato subito segni di nervosismo, iniziando a spostarsi nevroticamente da un locale all'altro. Analogo atteggiamento lo ha avuto un dipendente che ha cercato di allontanarsi dopo essere passato da uno sgabuzzino. Bloccato, il giovane non ha avuto altra scelta se non quella di consegnare la busta, nella quale, nascosti in mezzo ai documenti, c'erano 3 involucri contenenti cocaina in pietra per un valore di 12.000
12.000 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante la perquisizione, i carabinieri del NAS hanno ispezionato alcuni frigoriferi non alimentati dalla corrente elettrica, trovando cibo avariato e in pessimo stato di conservazione, mentre le strutture metalliche erano invase da colonie di blatte. Il titolare del panificio, oltre all'arresto per droga, è stato sanzionato con ammende per oltre 12.000 euro. Su disposizione dell'ASP di Catania, l'attività è stata sospesa. L'inchiesta antidroga che ha condotto ieri ai 10 arresti effettuati a Riesi dai carabinieri del comando provinciale ha delle ramificazioni anche a Gela, che secondo gli investigatori è diventata negli anni un crocevia per il traffico e lo smercio degli stupefacenti nel sud della provincia di Siena. Sentiamo Gerry Italia. La recente operazione dei carabinieri di Caltanissetta, che ha decapitato un'organizzazione criminale che gestiva il traffico di stupefacenti a Riesi, ha messo in evidenza il fatto che gran parte dei quantitativi di droga arrivassero dalla piazza di Gela. Proprio per questo motivo nella serata di ieri sono scattate diverse perquisizioni a carico di pregiudicati locali. Il bilancio delle recenti operazioni condotte dalle forze dell'ordine di fatto evidenzia come la piazza gelese si sia negli anni trasformata in un crocevia importante per il traffico e lo smercio degli stupefacenti. Negli anni passati Gela era principalmente identificata come il punto di approdo del mercato della droga, che arrivava da Palermo e Catania, per lo più tramite corrieri che si muovevano tramite bus e automobili. I carichi venivano smerciati quasi esclusivamente in città, mentre adesso, con l'aumento della domanda e il crollo dei prezzi, soprattutto della coca, il mercato gelese si è allargato anche ai paesi limitrofi, soprattutto del sud della provincia, come dimostra proprio la recente operazione dei carabinieri su Riesi. Aumenta così la domanda e cresce l'offerta, così come crescono i guadagni di chi regge le fila del traffico. Dietro una vendita al minuto, allo spaccio al minuto di sostanza stupefacente, c'è dietro tutta una filiera molto pericolosa, perché va in crescita e arriva alle associazioni mafiose che tradizionalmente, soprattutto in questa regione, gestiscono il traffico delle sostanze stupefacenti. Agire su Gela, sullo spaccio di sostanze stupefacenti, significa anche creare un'azione di contrasto efficace contro le mafie. Voltiamo decisamente pagina, perché adesso ci occupiamo dell'emergenza abitativa a Catania. Abbiamo sentito le 5 famiglie che hanno occupato uno stabile e che vivono senza acqua e luce da ben 8 anni. Oggi il presidio per chiedere una casa popolare. Giusy Lazzara. Vogliamo una casa a ecocanone, una casa popolare, dove sappiamo che ogni mese paghiamo un affitto, dove ci possiamo allacciare l'utenza, avere la luce, l'acqua, scaldabagno e tutto quello che la vita moderna ci concede, e senza dover ogni mattina svegliarci con la preoccupazione affacciamoci, vediamo se c'è la polizia che ci vuole sgombrare. Vivere da abusivi. 8 anni fa l'occupazione di questa palazzina di 2 piani in via Calatabiano a Catania. 5 famiglie hanno cresciuto i loro figli, 3 sono disabili. Sono venuta qua quando avevo 11 anni, ne ho 19, sono passati 8 anni quelli che sono, capisco, perché lo vivo in prima persona, che è sbagliato questo, perché non siamo animali, siamo esseri umani. All'inizio eravamo completamente spogli, cioè dormivamo direttamente con i materassi, senza coperte, senza niente, nel pavimento. 20 persone, una piccola comunità che accoglie anche stranieri di passaggio in cerca di un posto dove dormire. E in questi alloggi manca l'acqua e la luce. Stiamo con il generatore e con l'acqua abbiamo i bidoni. E non si può vivere in questa maniera, perché sempre sei con quella preoccupazione che oggi e domani ci possono buttare fuori e i miei figli dormirebbero per strada. 10.000 le persone senza casa a Catania. Dal 2009 queste persone, una buona parte di queste persone hanno presentato la richiesta per la casa popolare. Esiste un piano abitativo a Catania? No. Ci sono graduatorie che scorrono a Catania? No. I dati del Ministero dell'Interno dicono che a Catania nel 2022 gli sfratti sono aumentati del 260% rispetto all'anno precedente. Ottobre con caldo anomalo, con persone che vanno ancora al mare, ma nel contesto del rischio incendi. A Palermo, se da un lato appunto si continua a frequentare la spiaggia, ad esempio, di Mondello, dall'altro c'è la preoccupazione per lo scirocco che potrebbe diventare alleato dei piromani. È andato per noi proprio a Mondello Marco Gullà. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo, ma che? Guardando queste immagini che arrivano da Mondello non sembra proprio. 19 ottobre, oltre 35 gradi. Segno di cambiamento climatico, l'estate che si allunga ed eclissa l'autunno.
Così molti, tra turisti e cittadini, oggi ne hanno approfittato. Come se fosse una giornata di luglio a agosto, gente in spiaggia, gente che fa il bagno, lo vedete ovviamente anche dalle immagini, la spiaggia di Mondello oggi è affollatissima, oltre 35 gradi e molti ne approfittano appunto per una tintarella a oltranza. Siamo contenti che c'è questo bel tempo, possiamo vedere ancora dal mare, però insomma non è che fa bene all'agricoltura. Sembra il 15 luglio e ne approfittiamo per goderci queste ultime giornate di sole. Stupendo, bellissimo. Ma il caldo anomalo che sta investendo la Sicilia fa aumentare notevolmente il rischio incendi. Allerta rossa in tante province dell'isola, soprattutto a Palermo. Da oggi e per i prossimi giorni l'allerta è massima. Qui siamo invece in uno dei tornanti di Monte Pellegrino, teatro nelle settimane addietro di grossi incendi. Il forte vento di scirocco che sta soffiando sul capoluogo rischia di essere un alleato dei piromani. Proprio per questo la regione siciliana, dopo aver dichiarato lo stato di crisi e per l'allarme incendi, ha richiamato in servizio 1600 operai antincendio del Corpo Forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste nell'isola. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco con altri servizi. In seconda parte ci occupiamo subito della sanità siciliana che si prepara a cambiare, ma per farlo avrà bisogno di altri medici e infermieri e di nuove strutture. È un piano articolato con soldi del PNRR che deve però essere applicato in tempi brevi, ma la Regione non riesce ancora nemmeno a nominare i 18 manager appunto della sanità. Sentiamo Manlio Viola. La sanità siciliana è a un bivio, oppressa da 1000 fattori di stress e malfunzionamenti, ma obbligata a cambiare da qui a poco anche per effetto del piano nazionale di riforma legato ai fondi del PNRR. La Sicilia soffre più di altre regioni la carenza di medici e infermieri. Nel paese ne mancano 30.000, in Sicilia quasi 5.000. Tanto che i medici di famiglia che vanno in pensione non si possono sostituire e quelli ospedalieri e ambulatoriali non sono sufficienti a garantire il servizio. A fronte di queste difficoltà oggettive a reperire personale è già partito il piano per la sanità del futuro. Con i soldi dell'Europa deve cambiare il sistema di assistenza, non più incentrato sugli ospedali, ma su territorialità e stadi intermedi. Di fatto negli ospedali resteranno soltanto i reparti di alta specializzazione e quelli traumatologici. Insomma, gli ospedali stessi si occuperanno di operazioni chirurgiche programmate e delle vittime di incidenti, infarti, ictus ed eventi improvvisi e imprevisti. Dopo l'intervento il paziente resterà un tempo brevissimo, poi andrà negli ospedali di comunità, nuove strutture che ospiteranno anche i medio e lungodegenti. L'assistenza sarà principalmente infermieristica e il medico sarà presente all'esigenza. Anziani e lungodegenti potranno contare su altre strutture, le case di comunità, anche qui assistenza infermieristica e medico una volta alla settimana. Chi può sarà assistito a casa proprio da equip messi a disposizione delle ASP. Di fatto le aziende territoriali gestiranno assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità. Ne dovranno nascere 50 su tutto il territorio regionale con i soldi del PNRR. In questo clima di cambiamento, entro fine mese la Regione dovrà nominare i nuovi manager. Il 31 ottobre infatti scadono i contratti e servono 18 direttori generali per 9 aziende ospedaliere e 9 ASP e su questi ancora non si trova l'accordo, anche se il governatore ha detto che non intende procedere alle proroghe. Scelte delicate come delicata è la fase di transizione per la sanità dell'isola. Una escursionista tedesca di 29 anni è rimasta bloccata ieri sera su una parete di Monte Cofano nel Trapanese a 100 metri di altezza. È stata salvata dal soccorso alpino siciliano con l'ausilio dell'aeronautica militare. La donna, dopo aver raggiunto da sola la cima del monte, è scivolata lungo la discesa ed ha lanciato l'SOS con segnali luminosi dal cellulare. L'operazione di salvataggio con elisoccorso si è svolta in più tentativi. Intorno alle 4 del mattino è stata raggiunta, era terrorizzata, disidratata e ferita. È stata calata con le corde a terra, dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118. E adesso ci occupiamo di cibo e vino, che sono locomotive del turismo di qualità in Sicilia, regione che vanta ben 20 ristoranti stellati e chef che hanno una nuova visione del territorio. Ci racconta tutto Eva Spampinato.
Giovani ambiziosi con anni di gavetta alle spalle e adesso pronti a diventare uno dei motori del turismo di qualità in Sicilia. Castagni e tartufo bianco, si dice che in Sicilia è sempre estate, ma anche in Sicilia arriva l'autunno. Parliamo di un cappuccino rivisitato, in Sicilia si usa tanto il couscous, ecco l'abbiamo messo con un'acqua di caffè e il tartufo bianco, che viene grattugiato al momento. Sono gli chef stellati siciliani, protagonisti di un movimento che si può definire nuova cucina siciliana, che piace ai gourmet di tutto il mondo e anche alla critica gastronomica. Nino Ferreri, 34 anni, palermitano, dopo anni fuori dall'isola, ritorna e rielabora ingredienti semplici con tecnica e gusto. Apprendiamo altre culture, altre tecniche, altri modi di pensare, però ovviamente prima o poi, come me, penso che ognuno di noi dovrebbe ritornare per dare di più a questa terra che merita tanto. Giuseppe Amato, classe 1981, nato a Taormina ma adottato dalla capitale nel 2021, ha vinto a Parigi il titolo di miglior pasticcere da ristorazione del mondo. Cosa dobbiamo fare noi? Innanzitutto conoscere la materia prima, saperla lavorare, e questo fortunatamente a noi non manca. Contestualmente il cliente si innamora anche del buon saper fare. La nostra regione conta 20 ristoranti a cui la guida Michelin ha assegnato 1 o 2 stelle. Si muove più il territorio, nel senso che per quanto mi riguarda nel mio piccolo a Bagheria, siamo in provincia di Palermo, ha portato nuova linfa, nuovi visitatori, nuove tipologie di turisti che scelgono più il nostro comune per una meta gastronomica. Cibo e vino diventano locomotive del turismo di qualità in un viaggio esperienziale tra cultura, territorio e benessere. E adesso ci occupiamo della nostra programmazione, perché oggi a Sicilia 24 Focus si parlerà dei servizi della Caritas diocesana, non solo pasti caldi per i più bisognosi, ma diverse attività per aiutare le persone a non cadere in povertà o a uscire dallo stato di bisogno. Ospiti di Adelaide Barbagallo saranno il direttore e il vice direttore della Caritas di Catania, Don Nuccio Puglisi e Salvo Pappalardo. Potrete inviare le vostre domande o proposte alla nostra linea WhatsApp 342 74 550 05. Appuntamento dopo il nostro telegiornale in diretta su Telecolor, in streaming su lasiciliaweb.it. Adesso un'altra pausa e poi il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale, già vigilia della 9ª giornata di campionato in Serie C, almeno per il Messina, che domani scenderà in campo in trasferta con il Picerno, mentre il Catania giocherà domenica. Ma è soltanto l'inizio di un tour de force impegnativo per entrambe le siciliane. Francesco Triolo. Un mese tosto per la Serie C, tra campionato, coppa, anticipi e turni infrasettimanali, ancora di più per Catania e Messina, che dovranno anche recuperare le gare rispettivamente con Brindisi e Taranto. Per i peloritani è già tempo di vigilia, visto che domani sera a calcio ad inizio alle 20:45 saranno di scena al Donato Curcia per sfidare il Picerno, una trasferta insidiosa per gli uomini di Giacomo Modica, che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Giuliano. Il tecnico giallorosso non potrà contare sugli infortunati Firenze e Lia e sullo squalificato Pacciardi, assenze pesanti che dovranno essere colmate. Ferrara al centro della difesa, Polito terzino e il trio Scafetta, Franco, Frisenna dovrebbero essere le alternative più plausibili. La rotazione è obbligo, insomma, non ci giriamo tanto per le lunghe, è chiaro che un assetto ce l'abbiamo, una condizione accettabile ce l'abbiamo, ma certamente non è dettata da quello che è l'ultimo mese che abbiamo lavorato poco. In arrivo una fitta serie di impegni ravvicinati anche per il Catania, che domenica aprirà il Tour de Force contro il Taranto al Massimino. Mercoledì il primo match infrasettimanale a Teramo con il Monterosi, quindi 3 giorni più tardi, domenica 29 alle 16:15, si torna al Massimino per ospitare l'Avellino. Quindi si attende l'ufficialità del recupero contro il Brindisi, che dovrebbe essere il 1° novembre. In totale dovrebbero essere 7 le partite in 22 giorni da disputare per la squadra di Tabbiani, nel momento forse più delicato e con un allenatore che è atteso alla risposta del campo dopo l'analisi interna sul rendimento della squadra in questo avvio di torneo. Non a caso sono già circolati diversi nomi di possibili sostituti e la partita col Taranto, da tempo una sfida che va oltre il campo da gioco, è una di quelle che oggi non si possono sbagliare.
Era il nostro ultimo servizio per oggi, questa edizione finisce qui, io vi lascio tra poco a Sicilia 24 Focus con Adelaide Barbagallo che si occuperà della Caritas e dei servizi offerti in particolare a Catania. Vi invito a seguire il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19, a tutti un buon pomeriggio.